Domenica, dalle 21, la musica rock. con Ulmic e il Pivi, solo su RPL Rock and Roll col CH. E ricordas che pulente virtuosa convenios. Va ora in onda Centro Ronchi. RPL, siamo giunti all'appuntamento con il Centro Culturale Roberto Ronchi, abbiamo già in collegamento Francesco Nosari, a cui cedo subito la linea. Purtroppo Tina Ghilardi al momento è impegnata, il telefono occupato, quindi se nel corso della trasmissione riusciremo a raggiungerla, Francesco, te la passerò. Per ora inizia pure a parlare tu. Grazie Giulio Cesare, grande regista. Un abbraccio a tutti i nostri 14 radioascoltatori, compresi il gatto Gregorio e la sua padrona Bruna, e valutiamo quelli che sono, a mio avviso, i due punti, fatti che più hanno caratterizzato questa settimana, anzi direi questo fine settimana. Da un lato il rinvio del procedimento iniziato a Catania contro Matteo per i fatti della nave Gregoretti, e dall'altro l'enciclica non ancora pubblicata del Papa, Fratelli Tutti. Sono i due elementi, direi, che caratterizzano questa settimana. Cominciamo dal processo. Ora, indipendentemente da quello che può essere la linea, può essere il modo di vedere il processo. Matteo è assistito dall'avvocato Bongiorno. L'avvocato Bongiorno io l'ho vista in opera proprio personalmente, e bravissima. Quindi Matteo è in ottime mani. Primo, non sono mani politiche, questa è veramente brava, secondo me il numero uno dei penalisti italiani, detto molto apertamente e chiaramente. Quindi questo anche per dire, tranquillizzando, come stanno le cose, da un lato. Secondo luogo, quello che fa impressione è alla gente comune, quindi anche indipendentemente dalla linea di difesa di Matteo, quella che è apparso immediatamente evidente, cioè un rinvio per un supplemento di istruttoria. Cosa vuol dire? Vuol dire che
il giudice ha ritenuto indispensabile acquisire altri atti per capire se c'è reato o no. Questo è il significato di ciò che è avvenuto. Ora, voi capite che a questo punto la gente si interroga. Già la questione del CSM, della Selezione Nazionale Magistrati, del giudice, del presidente Palamara e dei suoi, di quelli che gli stavano intorno, in particolare quelli particolarmente vicini al PD, all'interno di questi organismi, hanno suscitato una grande apprensione, per non dire altro, cioè un senso di sfiducia, di scoramento. Perché? Perché è vero che ci sono tanti che bene operano e pochi che operano male, ma se quei pochi sono concentrati al vertice e mediante dei sistemi di classi, di correnti, determinano poi l'azione dei pubblici ministeri, voi capite che la cosa ci si chiede a chi siamo in mano, perché questo possono essere anche bravissimi 100.000, ma se poi 1.000 sono aggregati e hanno il potere in mano, anche gli altri 100.000 fanno la parte di coloro che sono comunque in qualche modo non contro questo sistema. Quindi creano sfiducia. Da un lato quindi mancavano elementi essenziali per poter decidere se esiste il reato, e ci si chiede, i giudici che hanno chiesto il rinvio a giudizio cosa abbiano visto, se poi fosse vero quello che ha detto l'avvocato Bongiorno. Io non ho ragione per dubitarne, perché, ripeto, è una persona che stimo moltissimo anche personalmente. Se fosse vero che molto è determinato dalla traduzione sbagliata di una parola, cioè che questi migranti devono essere immediatamente soccorsi, mentre il termine contenuto nei trattati internazionali dice nel tempo necessario, nel tempo utile, nel tempo relativo a quelli che sono gli accordi internazionali, voi capite che nel momento in cui o non sanno leggere o non sanno tradurre, la cosa è ancora più preoccupante. Questo per quanto riguarda i magistrati. Per quanto riguarda l'aspetto peggiore però è quello che riguarda il Parlamento, e cioè i parlamentari sostanzialmente non hanno approfondito, non hanno letto niente, o l'hanno letto male, o non sono stati capaci, oppure sono in malafede. Quando si dice che è un Parlamento che suscita parecchi dubbi nella sua capacità legislativa, cioè di legiferare, si dice una cosa che oggi ha una prova. Per di più ci si chiede, ma questi qui hanno letto gli atti, ma che cosa hanno visto? Tenete conto che il Parlamento era chiamato a scegliere se Matteo avesse agito nell'interesse proprio o nell'interesse generale. Voi capite che quando è evidente o pare evidente che il ministro dell'interno d'allora, Matteo Salvini, è un amico, ripeto, quindi noi qui parliamo da amici, prima di tutto. Ora, quando Matteo Salvini, il ministro dell'interno, agisce secondo legge, nel momento in cui, secondo le prassi, secondo le norme, secondo i trattati internazionali, gli accordi internazionali, voi capite che a priori è escluso che possa aver agito nell'interesse personale. Ma questo lo capisce anche un cretino. Ora, ci si chiede a questo punto quale sia il peso morale, il peso intellettuale di questo Parlamento. Forse effettivamente, allorché ci saranno le elezioni, qualcosa, anzi molto, dovrà cambiare. Questo è il quadro così come lo rappresento io. Poi, per carità, magari non siete d'accordo, ditecelo, contestatelo, l'associazione Ronchi è aperta a tutti. Il secondo fatto che colpisce, che è interessante di questa settimana, di questo fine settimana, è la nuova enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti, che verrà pubblicata, verrà resa pubblica oggi
oggi a mezzogiorno, quindi non ne conosciamo il contenuto. Di tutto si potrà dire di questo Papa e il contrario di tutto. Noi abbiamo sempre detto il Papa è il Papa, lo lasciamo fuori. Una cosa non si può dire, che non sia coraggioso. Questa è sicuramente una persona coraggiosa. È bene, nel male, giusto o sbagliato, ma è una persona coraggiosa. Perché? Perché affrontare un argomento come la fraternità universale, che è stata oggetto, liberté, égalité, fraternité, oggetto delle battaglie della Rivoluzione francese, quindi le battaglie dell'illuminismo, che ha a che fare con i principi della massoneria, cioè affrontarla è un compito di una delicatezza che richiede un coraggio senza pari. Io sono convinto di una cosa, e cioè che mentre da parte di quelli che stanno scivolando in un neognosticismo, cioè una fede spiritualistica, intellettualistica, che di concreto, di reale ha molto poco. Mentre da parte di costoro ci sarà una strumentalizzazione massima di quello che della lettera enciclica del Papa, sicuramente ci sarà questa strumentalizzazione intellettualoide, ma ci sarà di sicuro. Dall'altra parte ci saranno coloro che grideranno allo scandalo, che saranno contrari. Ecco, per carità, ragioni ne avranno gli uni, ragioni ne avranno gli altri, però io suggerisco, prima di parlarne, di leggerla con attenzione. Perché? Perché molto probabilmente, come atto, anche solo come atto di coraggio, va rispettato e va valutato in tutte le sue sfaccettature. Può darsi che ne risulti qualcosa di eclatante, di particolarmente sconvolgente, ma può anche darsi che in realtà dia linee e suggerimenti che sono tutt'altro che vani. Con calma, non spariamo giudizi, non diciamo cose che sono roboanti, leggiamola con attenzione, leggiamola con calma, valutiamola con calma, poi diremo la nostra. Saremo scettici in alcune parti, favorevoli in altre, lo diremo, ma con calma, con sapienza, con coscienza, perché secondo me è un momento delicato ed è facile sparare di qua o sparare di là, ed è facile anche schierarsi da una parte nettamente o dall'altra, assumendo torti e ragioni che in realtà poi si dividono di solito, saranno 2/3, 1/3, metà e metà, però noi abbiamo una tradizione, noi abbiamo una cultura, autonomia, federalismo, partecipazione, controllo delle istituzioni, responsabilità. Noi abbiamo questi elementi che ci hanno guidato almeno per quanto mi riguarda, dall'85 in poi, quindi sono 35 anni, e posso dire che nulla, assolutamente nulla in questo solco è cambiato. Bene, continuiamo, ragioniamo con buon senso, come ripete continuamente, e ha ragione Matteo, guardiamo, valutiamo con oggettività, discutiamone fra noi e poi diremo come la pensiamo, o quantomeno quello che pensiamo a favore e quello che pensiamo contro. Non schieriamoci, perché è estremamente, in testi coraggiosamente affrontati di difficilissimi, argomenti difficilissimi come quelli che ha affrontato il Papa, occorre andare molto cauti. Che anche nelle gerarchie della Chiesa cominciano a esserci delle perplessità, il Papa stesso l'ha detto. Il 30 settembre mi pare, un mercoledì, nella sua catechesi a San Damaso, ha lanciato degli avvertimenti che corrispondono a delle preoccupazioni. E cioè, cosa ha detto?
ha detto che bisogna rigenerare la società e non ritornare alla cosiddetta normalità. Perché dice Papa Bergoglio, è una normalità ammalata già da prima della pandemia. La pandemia ha semplicemente evidenziato lo stato patologico preesistente, quindi una normalità che era già ammalata di ingiustizie, di disuguaglianze e, lui aggiunge, di degrado ambientale. Quindi dice la normalità prevista dal Vangelo è tutt'altro e questo è già un primo segnale, e cioè quello che ha detto vale per la Chiesa a partire dalle sue strutture, vale per gli stati e per la loro organizzazione. Quando fa un'affermazione di questo tipo, che sembra dottrinale, sembra buone parole dette a quelli che erano raccolti nel cortile, si erano adunati nel cortile di San Damaso, in realtà lui dice qualcos'altro. Dice, e lo dimostrano i fatti accaduti nelle gerarchie ecclesiastiche, anzi nelle gerarchie curiali della Curia Vaticana in questi giorni, dice una cosa molto semplice, e cioè molto semplice ma molto grave. La solidarietà, la fraternità, in definitiva il fondo comune, la generosità reciproca è, sotto il profilo economico e organizzativo, è garantita dagli stati, dall'organizzazione statuale. Quando l'organizzazione statuale non è più al servizio del cittadino, ma è oppressiva, è contro il cittadino, e questo è il sentimento comune di tutti noi, a quel punto quell'elemento solidale viene meno. Non è che si possa fare appello alla solidarietà privata come fosse la mancanza di essa un peccato, perché comunque lo Stato va per i fatti suoi, col cavolo. Lo Stato è al servizio del cittadino. Queste esigenze primarie dovrebbero essere soddisfatte dall'ente pubblico che ha per prima funzione quella di sollevare il cittadino da preoccupazioni, da impegni che in realtà competono all'ente pubblico. Quindi quando dice queste cose le dice affermando da un lato che le strutture della Chiesa così come funzionano non vanno mica bene, cioè la normalità, la loro normalità, quella per cui la pastorale cosiddetta, cioè praticamente la prassi, ha superato la parola, perché ormai qui essere cristiani significa avere una certa prassi, un certo comportamento. Prima di tutto accogliere gli immigranti, sembra che quella sia la roba principale. Mentre per quanto riguarda i fedeli sono convinti che la prima cosa sia il favorire, l'organizzarsi, il trovarsi per favorire un incontro personale col Signore, che figlio di Dio vivente in terra, questo per i cristiani. Ora, è chiaro che quando un'organizzazione va in una direzione e trascura l'aspetto fondamentale, i problemi vengono. Abbiamo detto settimana scorsa, ma la gente è smarrita, non sa, diceva il cardinale Huillier, hanno perso l'abitudine ad andare in chiesa perché le messe domenicali sono deserte. Certo, quando si parla di abitudine, prima di tutto il cardinale Huillier ha detto che quella di andare a messa è un'abitudine e non una convinzione, e questo è un aspetto. Secondo aspetto è che comunque la convinzione, la volontà di avere un incontro col Signore è basata anche su abitudini, che saranno più o meno coinvolgenti, più o meno di spessore, laddove maggiore o minore è la capacità critica, di pensiero critico della persona. Questo ognuno ha la sua, col pieno rispetto, libertà. Ora, nel momento in cui questa
questo viene meno quando il Cardinale Olivier dice perché devono riprendere coscienza, consapevolezza della grandezza dell'incontro del fedele col Dio vivente e renderne testimonianza. Bene, nel momento in cui uno non sa che cosa testimoniare, cioè professarsi, cioè in cui deve professarsi fedele, a questo punto è un po' in difficoltà, cioè non testimonio per niente. Ecco, questo è il dato. Tornando in una situazione di questo tipo, è chiaro, e qui è conseguenziale, il Papa dice, signori miei, le strutture così come sono non vanno. E qui torniamo a un pensiero, a una riflessione che noi come Centro Culturale Ronchi, spesso non ascoltati nemmeno al nostro interno della Lega, però abbiamo fatto per decenni, non per anni, dalle onde di questa meravigliosa radio. Cioè, le strutture della Chiesa Cattolica e dello Stato non sono più attuali. La forma dello Stato, la forma delle strutture della Chiesa sono malate e la pandemia ne ha esaltato le magagne che sono terribili. Quindi quando noi ipotizzavamo problemi e soluzioni che erano quelle, ripeto, autonomia, federalismo, responsabilità, partecipazione, controllo, avevamo detto quello che oggi diventa un'esigenza. Avevamo anche parlato quindi di una struttura dello Stato profondamente da modificare. Ora le abbiamo condivise con i nostri 14 radioascoltatori, Gatto Gregorio incluso, e però tutto sommato mi sembra che quello che si era detto senza essere... Ecco, Francesco, Tina per questa puntata non ce l'ha fatta, hai un minuto per le conclusioni. Perfetto, quindi attendiamo la lettera enciclica, di leggerla con attenzione, con calma, senza esprimere giudizi avventati, di Papa Francesco. Teniamo conto di una cosa: ha sollecitato con un altro apposito documento, ha sollecitato la lettura della Bibbia da parte di tutti, la Bibbia come codice della nostra civiltà. Guardate che quello che ha detto, poco o tanto, corrisponde al buon senso proclamato, detto, ridetto, forse non del tutto capito, del nostro grande amico Matteo Salvini, che abbracciamo. Una buona domenica a tutti. Avete ascoltato